Sabuda. Bene ragazzi, qui è Sabuda, siamo qui con la terza puntata dell'Ask Me Baby, dove io illustrerò tutte le risposte delle domande che voi mi fate. Questa volta mi sono staccato un foglietto perché il computer, cioè mi sto allontanando sempre di più dal computer, adesso mi sto avvicinando, mi sto proprio inquadrando verso la televisione, il computer è là e non vedo le domande da là, infatti ho anche gli occhiali che forse mi tolgo, perché da vicino ci vedo meglio, no, vanno bene gli occhiali. Ok, partiamo con la prima. Purtroppo io voglio leggere i nomi, ma quando mi arrivano nomi tipo LKJ 1992 ASD, non so cosa dire, però questi mi chiede: perché hai deciso di fare lo youtuber? Tra un anno come ti ci vedi su YouTube? Allora, su YouTube mi ci vedo attraverso i video, vado nel mio canale, riguardo i video e mi ci vedo, no vabbè, a parte le minchiate, io mi vedo con lo stesso spirito, speriamo con lo stesso seguito, perché comunque è già un buon seguito e magari può anche aumentare, non so, comunque sicuramente mi vedrò un po' più esperto, che capisco un po' più di meccaniche, un po' di più di interazioni con le persone, insomma, magari poi si riuscirà in un anno a creare qualcosa di interessante. Perché ho deciso di fare lo youtuber? Perché a me piace essere egocentrico. L'egocentrismo può essere un difetto o un pregio, anzi tutte e due. Il difetto è quando ci si mette al centro dell'attenzione senza prestare attenzione agli altri, senza dare ascolto agli altri. Il pregio è quando si vuole mettere le proprie abilità a disposizione di tutti gli altri rendendole pubbliche. Quindi io mi sento magari abile nel fare determinate cose, voglio condividere queste cose con gli altri e allora metto a disposizione di tutti gli altri queste cose qua. Infatti non penso di essere egocentrico dal punto di vista egoista, dal punto di vista egoistico, perché aiuto sempre tutti quanti, quelli che me lo chiedono, eccetera, eccetera. Quindi andiamo alla prossima domanda. C'è di nuovo Mister Davidinho 98 che ci chiede se farò vedere il mio cane nei vlog. Prima o poi la farò vedere, però non oggi, anche perché non ho la possibilità. Xfacchea 1 mi chiede: da quanto tempo suoni la chitarra? Tempo effettivo poco, nel senso saranno stati 4 anni che avrò studiato, che avrò suonato la chitarra. Basta guardare la televisione, avete visto? Si riaccende improvvisamente. 4 anni effettivi, però dilungandosi nel tempo, questi 4 anni diventano di più. Poi, The Little Eagle mi chiede qual è il mio gioco preferito. Il suo nome capita proprio a fagiolo, perché la piccola aquila, The Little Eagle, Assassin's Creed, c'entrano i falchi, le aquile, queste cose qua, e Assassin's Creed è il mio gioco preferito. Malgrado siano state fatte un sacco di commercializzazioni, tutte queste cose qua, la Ubisoft ha fatto un gioco eccezionale, che comunque si è ripetuto, magari è rimasto un po' bloccato per quanto riguarda gli spin-off tipo Brotherhood e Revelation, ma secondo me ragazzi Assassin's Creed 3 sarà qualcosa di straordinario. Sempre a proposito del mio cane, The Best of Leo 96 mi chiede: come si chiama il tuo cane? Il mio cane è femmina e si chiama Lilly, da Lilly il vagabondo, perché il mio vecchio cane era maschio, si chiamava Viaggio, sempre da Lilly è il vagabondo. Però noi la chiamiamo Lilliku, che Lilliku boh, non so se è un cognome sardo o no, non è un cognome, penso che sia un nomignolo che si dà a qualcuno. Lilliku, vieni qua, capito? E allora vede il cane Lilliku, cuccia, e quindi ti diverti un pochettino a chiamarla Lilliku, che poi tra l'altro è un nome maschile. Poi Creed for Fun, un saluto a Creed, mi chiede: quante ore giochi al PC per realizzare i video? Molto poche, perché io ho sempre sostenuto di essere un commentatore più che un videogiocatore. Ho sempre giocato ai videogiochi tutta la mia vita, ma mai intensamente quanto un giocatore assiduo. Io invece sono più che altro uno appassionato di videogiochi, un po' da un punto di vista non esterno, però magari visivo più che interpretativo, perché più che interpretare e giocare ai giochi mi piace guardarli, mi piace guardare i video, mi piace guardare i miei amici che giocano e mi piace anche giocare, e ho deciso di sfruttare questo tempo che gioco per giocare sempre con qualcuno, fare il live, fare i video e un giocare sempre con qualcuno. Quindi gioco poco, ma quando lo gioco lo faccio con questo tipo di efficienza, a mio parere. Poi
Pensi mai che Battlefield 3 è un gioco di merda? Mi chiede Killein Orgio. Killein Orgio mi chiede se Battlefield è un gioco di merda, secondo me a volte no, mai. Poi Ishiro Hollow mi chiede come il tempo di accadere durante l'anno. Variabile, durante un anno il tempo è variabile. Poi, questa domanda è interessante. Non ho capito una cosa. Quando dici solo Pudda, la P la fai sembrare e sentire effettivamente abbastanza. Quando dici Sa Pudda, sembra che dici Sabuda con la B. Perché? Perché in realtà la parola è P-U-D-D-A, Pudda. E se tu inizi con una parola, quella parola viene marcata con la prima consonante, Pudda. Invece, se tu metti un articolo prima, un po' cade, Sabuda. Questo molto succede in sardo, viene molto alleggerita, ammorbidita la parola, Sabuda. Tutte queste cose qua, tutto questo tipo di consonanti, Sabuda, con la B, succede anche con la D a volte, con tutte le consonanti, diciamo. Questo era Bernardo Acanfora che me l'ha chiesto. Poi Gigio Balgigio, stima assurda per il nome, mi chiede che squadra tifi. Molti lo sanno già, io tifo l'Inter. Tifo l'Inter e mi piace tifare l'Inter perché è una squadra che secondo me, per quanto voi possiate dire sì, fai schifo perché tifi l'Inter, eccetera, eccetera, oppure per chi c'è che dice grande che tifi Inter, e io non sono di questi. Io sono molto più obiettivo piuttosto che grande tifoso e obiettivamente posso dire che l'Inter mi dà soddisfazioni perché non è una squadra che vincendo sempre alla fine poi la vittoria non ti lascia nulla, ma una squadra che vincendo ogni tanto e dovendo affrontare tante difficoltà comunque alla fine ti lascia molto quando vince. Poi come altra squadra ovviamente tifo il Cagliari, che purtroppo ancora non mi ha lasciato grandissime soddisfazioni tranne qualche vittoria di campionato o di Serie B. Quindi ragazzi, qua le 10 domande sono finite, lasciatemi domande qua sotto nei commenti per la prossima puntata, ci sentiamo alla prossima, bella!